Cari italiani e care italiane, fantastico iniziare un discorso così. Innanzitutto vorrei chiarire un concetto: io non vado a fare concorrenza al Presidente della Repubblica. Io l'ho sempre fatti questi discorsi di fine anno, quando facevo i discorsi all'umanità, ve li ricordate? Oggi è lui che si sovrappone a una voce popolare. Quindi vorrei salutarvi innanzitutto italiani e italiane, e dirvi che è già un po' che ci siamo già visti per le strade, nei comizi, ci siamo visti sul web, so un sacco di cose su di voi sapete un sacco di cose su di me, magari anche sbagliate, che dico parolacce, che grido, che sono un populista che tende alla violenza, queste cose veramente vergognose che si dicono. Ma io vorrei capire voi chi siete però bene, vi conosco ma fino a un certo punto, vorrei capire qual è il vostro comportamento, se vi va bene così il paese, se continuate a votare questa gente qua, se il Movimento 5 Stelle non ha fatto niente, perché mi sento sempre a dire voi non avete fatto niente, siete andati sui tetti, non avete fatto niente, avete gridato, sbraitato. Ma un momento, cercate di andare a prendere le informazioni giuste, perché non passa nulla in questa informazione qua, passa le cose che interessano a questo potere acquisito che ha disintegrato il paese. Sono le stesse persone che sono lì da 20-30 anni, e poi i finti che arrivano, i finti giovani, anche bravi, belli, carini, puliti, simpatici, ma appartengono sempre allo stesso sistema che ha disintegrato il paese. Allora io voglio capire che cosa dovete fare, perché se continuate a votare queste persone allora perdete ogni diritto di lamentela, non vi lamentate più, accettate, mettetevi in un angolo e guardate quello che succede, ogni tanto potete votare o non votare, se vi va bene così, se siete collusi con questo sistema. Io non voglio essere colluso con voi, però dovete anche fare un altro ragionamento. Noi abbiamo contro tutti, e questa è la nostra carta d'identità. Questo movimento si è inserito dentro un apparato di partiti e l'abbiamo disintegrati, abbiamo già fatto una rivoluzione, abbiamo già cambiato profondamente il paese, è che non ve ne state accorgendo, perché ci siamo dentro. Le persone quando sono dentro il cambiamento non lo riconoscono. Ma vi garantisco che siamo già cambiati, in un anno non ci sono più i partiti. Come non abbiamo fatto niente? Berlusconi, se non era per noi, per il voto palese, per il Movimento 5 Stelle, sarebbe ancora un senatore. Come non abbiamo fatto niente? Siamo andati sul tetto, certo, con orgoglio siamo andati lì. Abbiamo salvato l'articolo 138, che è il passepartout per la Costituzione, che sarebbe stata disintegrata da questa gente, che non deve neanche avvicinarsi alla Costituzione. Come non abbiamo fatto niente? Ci siamo ridotti lo stipendio, facciamo 2 legislature e ce ne torniamo a casa, abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro. Se io volevo dei soldi, volevo carriera, volevo potere, avrei fatto il tesoriere di un partito con 42 milioni di euro. Ma cercate di capire anche questo, sono queste le prove che dovete cercare nelle persone, l'onestà, la coerenza. Io ho fatto nelle piazze, mi avete dato il voto, siete pentiti, avete sbagliato, io non vi ho mai chiesto il voto, ho chiesto di partecipare a un progetto, il movimento è un progetto, non è un leader, io faccio il garante, guardo le fedine penali e pochi documenti di chi entra, io non sono candidabile. Allora chi me l'ha fatto fare? Me l'ha fatto fare la mia famiglia, i miei figli che se ne vanno, i vostri figli che se ne vanno, convivere con un paese con 30 milioni di poveri? Me l'ha fatto fare questo, potevo godermi il mio benessere, ho lavorato 41 anni, potevo invece continuare a fare qualche spettacolino, uno spettacolino in televisione, uno spot, e andare avanti normalmente, farmi la mia vecchiaia tranquillo. Ma non ci sto a vivere in un paese così, non ci sto. Abbiamo contro tutti, e questa è la nostra carta d'identità, abbiamo contro la BCE, la Germania, abbiamo contro le banche, abbiamo contro i finanziari, la massoneria, abbiamo contro i giornali, le televisioni, e questa è la nostra carta d'identità. Gli abbiamo rotto il giochino che durava da 20 anni, tra PD e PDL e PD-XL, che si spartivano il paese, se lo sono spartito e mangiato. E l'abbiamo visto come? Con i lobbisti dentro il Parlamento, il lobbista di destra, il lobbista di Berlusconi, il lobbista di sinistra, il lobbista di centro, il lobbista che va lì e cambia una legge, il lobbista di De Benedetti che si mette lì dietro alla commissione, dietro la saletta della commissione energia, e poi entra e poi quando esce c'è una piccola leggina fatta ad hoc per la Sorgenia, per defiscalizzarla per 20 milioni di euro.
Sono queste le persone, sono finte, completamente finte. Noi faremo tutti gli stessi discorsi. Oh, la piccola e media impresa, tutti adesso il lavoro non c'è più. O ce lo reinventiamo, il lavoro non c'è più. La crescita non dà posti di lavoro. Il lavoro ce lo dobbiamo reinventare. Allora andiamo nella piccola, piccolissima, media, piccola, infima, sparita impresa e dobbiamo assolutamente cominciare da lì, assolutamente, senza più tempo. Ma non si può convivere in una nazione dove 30 milioni di persone stanno andando sotto la soglia di povertà, dove abbiamo pensioni da 10, 20, 30 mila euro al mese e pensioni da 500. Noi abbiamo posto un limite di 5.000 euro, abbiamo posto un limite, ci giocheremo i grandi pensionati, me ne frego, ma dobbiamo prendere questi soldi, prenderli dalla politica, prenderli dai rimborsi elettorali. Ma noi abbiamo rinunciato a 42 milioni, noi abbiamo preso lo stipendio, questi ragazzi qua meravigliosi che avete preso per il culo, per uno scontrino o meno, dovreste vergognarvi, si sono tagliati lo stipendio del 50%, con le diarie che hanno risparmiato hanno fatto un conto, finalmente con l'IBAN ce l'hanno dato perché hanno fatto il banchetto fuori, il Ministero delle Finanze, con l'IBAN c'è 2 milioni e più di 2 milioni e mezzo che fanno da garanzia alla piccola e media impresa. Oggi un piccolo imprenditore può avere un finanziamento da una banca perché ci sarà questo conto che garantirà il suo prestito, ma fanno delle cose meravigliose, stiamo facendo delle cose meravigliose. Contro chi? Contro chi siamo? Contro tutti, contro gente che va in televisione a dire abbiamo abolito i finanziamenti, non è vero, hanno preso una rata di 91 milioni a luglio, abbiamo gli F-35, siamo contro gli F-35, puoi vedere il voto no a favore, il porcello non si può, Letta, questo signore che ha fatto cos'è? Io veramente, non me la prendo neanche, forse è lì, parla inglese, ma ha fatto il nipote di suo zio per 20 anni, è lì a raccontare palle, falsi, ipocriti, va in televisione a dire che noi siamo contro il porcello, ma cari signori, non c'era neanche il Movimento 5 Stelle quando io, il Movimento, la rete si è mossa, abbiamo fatto il primo V-Day, raccolto 350.000 firme, per dire fuori i condannati dal Parlamento, fuori, abbiamo detto 2 legislature a casa, il voto di preferenza, cambiare la legge elettorale, inserire il voto di preferenza, abbiamo detto 350.000 firme e ci avete riso in faccia. Io me lo ricordo che ci avete riso in faccia, i populisti, i demagoghi, è uscito questo che vuol cambiare il comico, l'ex comico, razzista, populista, ma avete detto qualsiasi cosa. No, noi poi anche dentro il Parlamento recentemente abbiamo appoggiato la mozione Giacchetti che voleva abolire il porcello, mentre il PD ha votato contro. Il signor Letta, abbiamo il documento firmato che ha votato contro l'abolizione del porcello. Non ci resta che riprenderci il mattarello e andare a votare, perché questa gente che è in Parlamento oggi, compresi noi, siamo stati eletti tutti in un modo illegale e anticostituzionale. La Corte dei Conti ha detto 2 cose, ha detto una cosa che secondo me è sbalorditiva, se sarà pubblicata adesso la sentenza, e ha detto quello che poteva dire, ha detto che fondamentalmente gli eletti con questo premio di maggioranza abnorme, senza voto di preferenza, sono illegali, non sono costituzionali. Allora questo Parlamento è incostituzionale, questo governo è incostituzionale. Dobbiamo andare a casa tutti, andare alle elezioni col vecchio Mattarello e chi vince potrà mettere mano alla legge elettorale e cambiarla finalmente. Non c'è una legge elettorale meravigliosa, c'è una legge da sedersi lì e decidere insieme ai cittadini italiani attraverso la rete, attraverso le televisioni oneste, che dubito che ci siano oggi, ma forse un giorno ci saranno, di informare gli italiani e decidere quale tipo di legge elettorale inserirla nella Costituzione e basta, non che si sviluppa man mano. La Corte Costituzionale ci ha messo 6 anni, sono persone che io non riesco, 6 anni per dire se è costituzionale o no una legge, 6 anni, non è che siano veloci, ci vuole il suo tempo, perché hanno bisogno di calma, di ponderare, ma 6 anni, sono del 1930, sono 15 persone, 5 nominati dal Presidente, 5 nominati dai partiti e 5 dai magistrati, è un organo politico la Corte Costituzionale, andrebbe abolita, metterci dei cittadini estratti a sorte. Mio figlio capisce più di Costituzione di questa gente qua,
perché la Costituzione non ci vuole un costituzionalista per capirla, perché vuol dire che allora è scritta male, ma non hanno scritta male la Costituzione, è fatta di 9436 parole diviso in 458 circa capitoli, ogni capitolo 19 parole, e l'hanno fatto apposta a mettere 19 parole ogni capitolo perché agevola la comprensione. Non ho bisogno di costituzionalisti, di corti costituzionali, ho bisogno di persone per bene, ho bisogno di persone fuori dalla logica di questi lobbisti. Vedere i lobbisti lì che dicono abbassiamo le pensioni, no, perché bisogna rifarle, perché ho parlato io, per telefono l'abbiamo registrato, questo cazzone lì che girava e diceva il Parlamento ce l'ho in mano, io mi telefonano tutti, purtroppo è vero. E allora i lobbisti di De Benedetti, i lobbisti di Berlusconi, abbiamo i lobbisti di Caltagirone, di Benetton, sono sempre gli stessi. Noi cerchiamo di cambiare questa struttura mentale nel popolo italiano, voi dovete capire, cercate di comprendere quello che succede.